Antonio, come è nata questa idea del thriller ambientato qui a Roma, ma soprattutto come è nata questa passione per la scrittura? Il libro nasce per gioco, mi trovavo a Roma per lavoro e mi ritrovai solo sull'Aventino e venni attratto da una targa marmorea che c'è fuori dalla Basilica di Santa Sabina e lessi Ordine dei Frati Domenicani. Quindi appena ho letto questa targa sono entrato all'interno della Basilica e sono stato letteralmente rapito da due colori principalmente, il grigio e l'azzurro. Il grigio perché sia le colonne che il pavimento incutono un po' di timore, no? Un po' di grigio. Poi alzo lo sguardo e vedo nel catino absidale un affresco bellissimo che poi scopro essere di Taddeo Zuccari, un grande maestro del Cinquecento, acerrimo nemico del mio pittore preferito Caravaggio, e da lì quindi trovo un novizio perché a fianco alla Basilica di Santa Sabina c'è un seminario per frati domenicani. Questo novizio calabrese, tra l'altro, per mezz'ora mi illustra quella che è la basilica, molto simpatica sotto ogni punto di vista. Innanzitutto la basilica nasce su un tempio pagano dedicato alla dea Iside, poi San Domenico fonda questa chiesa. All'interno del chiostro ancora tipo si conserva un albero d'arancio che la leggenda narra pare sia stato piantumato proprio da lui, da San Domenico in persona. Qui torno a casa e butto giù le prime impressioni e il non era libro, erano impressioni di quel giorno. Da lì poi pian piano è uscito fuori questo fatto di scrivere, quindi l'ho scritto. Con un incipit che appunto descrive questa basilica. Il sole, già alto, confonde i sensi annebbiati del mattino. Il giardino ben curato e lussureggiante emana una luce e sprigiona un profumo che trasmette ordine e serenità d'animo, anche soltanto nell'ammirarlo. La basilica paleocristiana del V secolo sull'Aventino risplende di quella luce, di quel profumo. Dalle finestre del cleristorio potenti raggi di sole illuminano la navata centrale, spingendosi ad esaltare le decorazioni in opus sectile. Le colonne del vecchio tempio di Giunone e Regina sorreggono i colori che si mescolano con sobrietà e riservatezza mentre aprono lo sguardo incantato verso l'affresco del maestro Taddeo Zuccari tra Gesù, i suoi apostoli e i santi che dormono beatamente all'interno della basilica. Padre Nicola, un pugliese ormai romanizzato, ha già preparato la sala per la prima colazione, fette biscottate, marmellate alla pesca, succo d'arancia, tutto rigorosamente bio. Mentre un giovane, nudo e inginocchiato, con le braccia conserte, prega guardando l'affresco sopra l'altare, recitando tre denti, Miserere mei, Deus secundum magnam misericordiam tua. La cosa che emerge infatti è quella, la differenza tra la giustizia divina e il peccato come c'è nella Chiesa di oggi, con magari abbiamo sentito scandali e tutto quanto. Quindi c'è questo binomio tra giustizia divina e la voglia di giustizia terrena. Un binomio che poi porta l'assassino, senza dire chi è, perché fa questo, porta l'assassino a farsi una propria giustizia. Perché? Perché? Giustamente. Allora, è ovvio che il libro può sembrare contro la Chiesa, ma non lo è. Nel senso che all'interno del libro faccio parlare il priore dell'Ordine dei Domenicani, della provincia dell'Ordine dei Domenicani a Roma, proprio a Santa Sabina, narrando le vicende di Pio V. Pio V è stato un papa 1500 pure credo, appartenente all'Ordine dei Domenicani. L'Ordine dei Domenicani è un ordine prestigioso che non è stato quasi mai macchiato, anzi credo a mio avviso mai macchiato da scandali di nessuna natura. Questo Papa addirittura da Roma cacciò le prostitute, piuttosto che chi commetteva adulterio infliggeva delle pene corporali, aveva previsto. Prima sappiamo il pontificato che ruolo aveva. E quindi l'assassino cosa fa? Esaltando questa forma di sua giustizia divina, punisce gli uomini di chiesa invece oggi, quindi all'interno è trattato anche un po' il tema della pedofilia, nel senso qualche prete che ahimè ha abusato di ragazzi, che poi sono i casi che Joseph Ratzinger, da prefetto per la dottrina della fede, ha trattato più volte, quindi che conosceva bene. Quindi è ovvio che alla fine prevale la giustizia divina vera, no? La giustizia che il serial killer poi commette per un suo disegno divino.
fare, diciamo, da filo conduttore in questa storia, ad accompagnarci in questo thriller, c'è la figura del capitano Bauceri, un capitano dove viene sempre, diciamo, fatto intendere della sua omosessualità, una scelta coraggiosa, quella, diciamo, di far condurre le indagini su su un'istituzione come quello della Chiesa da un omosessuale. Poi alla fine, diciamo, racconterà la sua storia, il perché l'ha portato, il suo percorso di vita, però come mai questa scelta? Questa è stata un'altra scelta difficile, nel senso che all'inizio nella prima bozza che inviai, tra l'altro Serena non c'è che è incinta, quindi la casa editrice mi ha chiamato, voleva che cambiassi la trama del libro, perché vedere un investigatore, un capitano di carabinieri omosessuale non era un po' forte come cosa, nel senso che ho detto se veramente lo pubblichiamo così deve avere molto coraggio a farlo. Però io ho fortemente voluto lasciarla questa mia traccia, perché ho detto innanzitutto non faccio questo di lavoro, quindi che mi può succedere? Non è che mi può succedere più di tanto. E il tutto nasce dove? Sempre a Roma, credo, non so se a Villa Borghese, fu aggredito un ragazzo, un ennesimo caso di omofobia, perché aveva dichiarato apertamente all'interno del quartiere la propria omosessualità. Che io non voglio dire l'omosessuale va tollerato, no, l'omosessuale va rispettato, che è diverso da tollerare, perché la società civile poi è facile a comportarsi bene con gli attori famosi, con i cantanti, piuttosto che i manager, che sia, giornalisti famosi, senza sapere che l'omosessuale non è una malattia, ma è uno stato d'essere che può appartenere a un elettricista, piuttosto che a un idraulico, piuttosto che a un professore, a chiunque. Quindi questa è stata la scelta molto forte di, per la prima volta credo, ha detto lei, almeno mi fido della mia editrice, per la prima volta un investigatore invece di essere il classico uomo forte e figo che non chiede mai nulla, diventa, non dico debole, ma comunque sia una persona che sentimentalmente vive una storia diversa e che non è il classico investigatore cagnaccio.